L'industria veneta tra prudenza e speranza. Allora, c'è un dato che emerge con chiarezza dall'analisi dell'industria veneta. La nostra economia non è ferma, ma sta viaggiando a velocità diverse. E questo deve farci riflettere. Dopo mesi difficili arrivano alcuni segnali incoraggianti. Allora, secondo l'Istat, ad aprile 2026 la produzione industriale italiana è cresciuta dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell'1,3% su base annua. È un dato positivo che interrompe una lunga fase di rallentamento e dimostra come il tessuto produttivo italiano continua ad avere una straordinaria capacità di adattamento. Ma quando guardiamo al Veneto, vediamo una realtà più complessa. Allora, a Verona l'industria cresce, aumentano gli ordini, crescono le esportazioni e cresce perfino l'occupazione. Un risultato che testimonia la forza di un territorio che ha saputo investire in innovazione, internazionalizzazione e qualità produttiva. Diversa invece è la situazione a Vicenza, una delle capitali manifatturiere d'Europa, che continua invece a registrare una contrazione della produzione. Un dato che preoccupa perché riguarda un territorio che da sempre rappresenta uno dei motori economici del paese. Nel mezzo troviamo il Veneto orientale, che comprende Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. Qui la produzione continua a crescere, ma a ritmi molto più contenuti rispetto al passato. Crescono fatturato, ordini ed export, ma il rallentamento è evidente e l'occupazione resta sostanzialmente ferma. Qual è allora il vero problema? Allora, le imprese indicano tre grandi criticità. La prima è il costo dell'energia. Le aziende italiane continuano a pagare l'energia più di molti concorrenti europei e internazionali. Questo significa minore competitività, margini ridotti e minori capacità di investimento. Poi la seconda riguarda l'incertezza geopolitica. La guerra in corso, le tensioni nel Medio Oriente, le difficoltà lungo le principali rotte commerciali e le tensioni tra le grandi potenze economiche stanno influenzando direttamente il mercato globale e quindi anche le aziende venete che esportano nel mondo. La terza criticità è rappresentata dalla pressione fiscale e burocratica. Allora, le imprese chiedono regole più semplici, tempi più rapidi e una programmazione industriale di lungo periodo che permetta di pianificare gli investimenti con maggiore serenità. Eppure, nonostante tutto questo, appunto, il sistema produttivo veneto continua a dimostrare una straordinaria resilienza. Pensiamo alla manifattura avanzata, alla nautica, alla meccanica, all'agroalimentare, alla logistica e alle nuove tecnologie. Settori che continuano a innovare ed assumere competenze qualificate e portare il Made in Veneto sui mercati internazionali. Come manager che opera nel mondo dell'impresa e della cantieristica navale, vedo ogni giorno quanto sia importante sostenere chi crea lavoro e sviluppo. Le imprese non chiedono assistenzialismo, chiedono condizioni per competere. Per questo serve una strategia nazionale ed europea che punti su energia accessibile, infrastrutture moderne, formazione tecnica, digitalizzazione e sostegno all'export. Il Veneto ha dimostrato negli anni di saper reagire alle crisi. Oggi siamo davanti a una nuova sfida: trasformare questa fragile ripresa in una crescita stabile e duratura. Allora, le imprese stanno facendo la loro parte. Ora tocca alle istituzioni creare le condizioni affinché il lavoro, la produzione e gli investimenti tornano ad essere il vero motore dello sviluppo. Perché senza industria non c'è occupazione di qualità e senza occupazione purtroppo non c'è futuro per i nostri giovani e per il nostro territorio. Abbiamo saputo tramite alcuni nostri clienti che arrivano dei messaggini su WhatsApp con tentativi di truffa di agenzie che si spacciano per e-distribuzione, che è il distributore locale, dove dicono che ci sono in corso più contratti, ci sono in corso più attivazioni e si rischia di ricevere più bollette per la stessa fornitura. Non è niente vero ovviamente, perché e-distribuzione stessa smentisce questa truffa. Si sono affinati, perché prima telefonavano, si spacciavano per il gestore, per il comune, per l'agenzia di entrate, e invece adesso mandano proprio un messaggio su WhatsApp. Consiglio che diamo a tutti è di non fare mai nulla per telefono. Se il vostro fornitore vi deve comunicare qualcosa, vi manda per iscritto comunicazioni ufficiali. Nel dubbio, prima di aderire a qualsiasi proposta, venite a trovarci qua sotto Marina, in via del Mediterraneo 135, e vi diamo assistenza, vi supportiamo.